Ben ritrovati, cari fratelli, sorelle, simpatizzanti amici. Gloria a Dio. Siamo ancora qui, grazie a Dio. È una gioia per noi ritrovarci su questi canali, anche se in modo virtuale, è un modo per comunque restare in contatto e soprattutto per incoraggiarci. Abbiamo bisogno di essere incoraggiati. L'unica che può incoraggiarci, l'unica cosa che può incoraggiarci è la parola del Signore. Proprio per questo voglio condividere con voi un passo della parola di Dio, così come la troviamo scritta in Giovanni, capitolo 3, dal verso 14. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, dal verso 14 fino al verso 21. Inizio la lettura. Il Signore sia lodato. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. È Gesù che parla e insegna e dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, abbiamo letto al versetto 14, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Si riferisce Gesù a un episodio avvenuto ai tempi di Mosè, quando il popolo era pellegrino, quindi uscito dall'Egitto, era nel deserto. A un certo punto, dopo una vittoria sui Cananei, il popolo di Dio si lamenta per il cibo che era leggero e perché ancora si trovano nel deserto a vagare, e si lamentano con Mosè, si lamentano con Dio, ed ecco che il Signore manda dei serpenti a morderli e il popolo si ravvede e va da Mosè dicendogli: invoca il Signore, siamo pentiti, abbiamo sbagliato contro Dio, ci siamo lamentati contro di te, contro Dio, prega adesso il Signore, il Dio, che ci aiuti, che ci liberi da questi serpenti. E quello che vi racconto è scritto in Numeri, potete confrontare in Numeri capitolo 21, è scritto proprio questo episodio. E quindi Mosè prega il Signore e il Signore gli dice: forgiati un serpente, mettilo su un'asta, fa che tutti lo vedano, e chiunque guarderà questo serpente non morirà, non perirà dal veleno del serpente, ma troverà salvezza, troverà la vita. Ed ecco che Gesù racconta proprio, fa questo accostamento tra ciò che è accaduto in quel momento, a come Dio ha provveduto la salvezza per mezzo di un qualcosa che devono guardare il popolo per essere salvato, e così la stessa cosa Dio ha provveduto
qualcuno che deve essere innalzato affinché chiunque guardi a lui possa trovare non la morte ma la vita. Ed è per questo che Gesù dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così è necessario, bisogna che il figlio dell'uomo, cioè Gesù, è lui stesso che parla, sia innalzato. Ma Gesù dove è stato innalzato? Sul monte Golgota. È stato innalzato sulla croce, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Quindi Gesù è l'unica salvezza per l'umanità che è stata avvelenata dal peccato che porta sicuramente alla morte. Quindi Gesù è il mezzo di salvezza, è il mezzo che Dio ha provveduto per la salvezza dell'umanità. E poi il versetto 16, Gesù dice così: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco, questo è il versetto, sono delle parole, è un versetto che riassume in pratica, se vogliamo, proprio tutta la Bibbia. D'altronde cosa ci parla la Bibbia? Di cosa ci parla? È il messaggio di Dio, è il messaggio di salvezza, e tutto parla della salvezza che è Cristo Gesù. Dal Vecchio Testamento, dalla Genesi all'Apocalisse, ecco, la salvezza è Gesù. Nel Vecchio Testamento ci sono uomini che raffigurano Cristo Gesù, il liberatore, la salvezza. Tutto ci parla nel Vecchio Testamento in una prospettiva proprio di salvezza, finché il Nuovo Testamento rivela la salvezza in modo chiaro, che è Gesù, Cristo Gesù, il Signore. E ancora oggi noi predichiamo Gesù, predichiamo Cristo, Gesù crocifisso, sapienza e potenza di Dio, la salvezza ancora per chiunque crede in Lui. Gesù è salvezza, affinché chiunque crede in Lui, cioè in Gesù, non perisca, non muoia, ma abbia vita eterna. Ecco cosa ti offre, caro amico, il Signore, la vita eterna. Questo ti offre. Alleluia, che vuol dire non restare qui sulla terra all'infinito. La vita eterna è qualcosa di molto, molto, molto più grande. Gloria al Signore. Sappiamo che un giorno lasceremo la terra, moriremo. La morte è separazione. Ci separeremo fisicamente, ma continueremo ad esistere anche dopo la morte. Lasceremo il corpo in modo fisico. Il corpo torna alla terra, è terra. Gloria a Dio, ma abbiamo un'anima. Gloria al Signore, e Dio vuole preservare quell'anima, vuole salvare la tua anima, vuole fare in modo che anche dopo, quando cesseremo la vita terrena, avremo ancora vita spirituale, e saremo insieme per l'eternità con Cristo Gesù il Signore. È una prospettiva meravigliosa, è una prospettiva gioiosa. Alleluia. Poi Gesù dice anche in modo chiaro che chi crede in Gesù, chi crede in questo messaggio, chi crede nella persona di Gesù, non è giudicato. Ma chi non crede è già giudicato. Ora, Dio non ha mandato il suo figliolo per giudicare. Dio ha mandato il suo figliolo per salvare. L'ha mandato come salvezza. Dio ha mandato il suo figliolo per salvezza dell'umanità, per salvare tutta l'umanità. Chiaramente l'umanità può accettare o non accettare, chiunque è libero di accettare il messaggio dell'Evangelo, di accettare la persona di Gesù nella propria vita, nel proprio cuore, ed è libero anche di non accettarlo. Chi accetta
non viene giudicato. Alleluia, ma viene promosso. Alleluia, chi non accetta è già giudicato. Rimane vittima delle proprie scelte. La scelta di non aver accettato Cristo Gesù. Ora il giudizio è qualcosa che già c'è, il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo, cioè Gesù luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Ci sono uomini che hanno preferito proprio il peccato, la morte, le conseguenze del peccato, quindi la morte non solo fisica ma anche spirituale, la morte eterna, invece ad una prospettiva di vita eterna che offre Dio per mezzo di Gesù. Uomini sono liberi di scegliere, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, e chi vive nel peccato, ama il peccato, odia la luce, odia la verità, odia la salvezza, la vita eterna, preferisce il peccato. Le cose che offre il peccato, quelle gioie momentanee, quelle soddisfazioni carnali momentanee, invece ha un qualcosa che dura per sempre. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. Chi invece accetta la luce viene in verità, in sincerità, accetta il messaggio di Cristo, mette in pratica la verità affinché le sue opere, quello che si fa concretamente, le opere che si sceglie di fare quotidianamente, ogni giorno, siano manifestate, messe alla luce, non opere occulte per paura che tutti vedano perché sono cose malvagie, ma non c'è nessuna paura di tenere nascosto quello che si fa, perché appunto si ama la luce. Gloria a Dio, è un messaggio di salvezza, è un messaggio di prosperità spirituale, è un messaggio di vita eterna che noi e quanti abbiamo creduto abbiamo accolto nella nostra vita, e non abbiamo paura di divulgarlo, di dimostrarlo, di comunicarlo agli altri, ma invitiamo anche gli altri ad accettare Gesù come lo abbiamo accettato noi, il messaggio di salvezza che è Cristo Gesù il Signore. Non ti chiediamo di accettare una religione o delle pratiche per guadagnarti la vita eterna, non ti diciamo neanche di compiere opere buone così guadagnerai il paradiso, no, ti diciamo solo di accettare Gesù Cristo, il Figlio di Dio, di credere nel suo sacrificio, di credere che Dio ha mandato il suo figliolo Gesù affinché chiunque creda in Lui, in Gesù, abbia vita eterna e non perisca. Gloria al Signore. Bene, ancora oggi questo messaggio è valido, ancora oggi questa è salvezza, ancora oggi questa è speranza e luce. Alleluia, e anche se viviamo in tempi così difficili c'è questa luce, c'è questa speranza davanti a noi, e gloria a Dio. Vogliamo investire ogni nostro sforzo, ogni cosa di noi proprio per andare avanti e credere a questa meravigliosa notizia che Dio ha tanto amato il mondo, che ha donato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Gloria a Dio. Che dirti? Accetta Gesù nel tuo cuore. Non ti si chiede null'altro, e ti invito a fare una preghiera con me. Alleluia. Se vuoi accettare Gesù nel tuo cuore, vuoi che ne parliamo ancora di più, sai che abbiamo la pagina Facebook dove viene trasmesso questo videomessaggio, ci sono i riferimenti di telefono, puoi contattarci e noi saremo felici, saremo contenti di pregare per te, di parlarti ancora di Gesù. Alleluia, Gesù che dà luce e speranza al cuore dell'uomo. Preghiamo il Signore, chiudiamo gli occhi,
Alleluia. Apriamo il nostro cuore. Alleluia, gloria al tuo nome. Signore, Padre del cielo e della terra, Dio nostro. Alleluia. Ti ringraziamo, Signore, per la tua luce. Ti ringraziamo per la speranza che ci hai donato, Signore. Ti ringraziamo per la salvezza. Alleluia, gloria al tuo nome. Padre, ti voglio pregare adesso per quanti hanno ascoltato queste poche e semplici parole, Signore. Ti chiedo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, alleluia. Ti chiedo per lo Spirito tuo Santo, Signore, ancora di toccare i cuori, di convincere, Signore. Non sono le nostre parole che possono convincere, Signore, ma sei tu, Spirito Santo, che puoi convincere di peccato, di giustizia, di giudizio. Puoi far comprendere dentro al cuore, nell'animo umano, alleluia, che le parole che vengono predicate, vengono lette nella tua parola, sono spirito e vita e producono salvezza. Signore, ti prego per quanti in questo momento si stanno chiedendo se è opportuno o meno accettarti, Signore. Tocca i loro cuori, oh Signore. Ti prego per coloro che ti hanno già accettato, Signore. Alleluia. Ti preghiamo ancora per quest'umanità, Signore, che giace vittima del veleno del peccato, Signore. Ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù di salvare, di continuare a salvare le nostre famiglie, i nostri figli, ancora quanti non ti conoscono, Signore. Te lo chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù Cristo, il tuo figliuolo, che è benedetto in eterno. Amen, amen. Gloria al Signore. Dio vi benedica e vi do appuntamento alla prossima occasione. Pace del Signore a tutti.